Va ora in onda O Salotti Ronnandonia. Signori, c'è un gradito ospite. Assettatevi e pigliatevi un bello caffè. Per te bastava una scusa soltanto e ti liberavi me. E rimanevo cucendo con mille pensieri che parlavano di te. Ma stasera che coraggio che è tenuto a me vasare. O bacio Giuda, mi viene da stasera, e mai come stasera, più bene voglio a te da sta regna in mano, da vase in mano. E tu perdona quello che hai fatto a me. E mo che ti anni a fa, sti lacrime so come faglie morte, caduta coppa un albero, senza sentire dolore. O bacio Giuda, che stati mi veleno, stasera scritta di un pietà a me. E tu perdona quello che hai fatto a me. E mo che ti anni a fa, sti lacrime so come faglie morte, caduta coppa un albero, senza sentire dolore. O bacio Giuda, che stati mi veleno, stasera scritta addio, pietà a me. E buongiorno a tutti da Antonio Romano. Oggi siamo al mercoledì, ancora in compagnia di Mario Trevi, lo saremo fino a venerdì. Ciao Mario, tutto bene? Ciao, tutto bene, buongiorno a tutti voi. Dunque, noi abbiamo appena ascoltato un'altra grande e famosissima canzone, quella che nel 66 hai presentato al Festival di Napoli insieme al compianto Tony Astarita. Sì. Che anni fa? Questa è un'altra canzone famosissima. Che tutti quanti la chiamavano Un bacio Giuda. È Un bacio Giuda. Invece sta cosa la faceva mio figlio, che quando era piccolino era un po' chiagnazzeria, e lui gli diceva: ma che chiagna fa, perché mi veniva spontaneo proprio belle dirglielo. canzoni. Terzo posto per questa Sì, canzone, sì. terzo posto. Per la verità
ti devo dire, Antonio, io sono stato molto fortunato. In che senso? Nel senso di avere degli accoppiamenti con dei grandi artisti, come abbiamo detto, con Dorelli, con Milva, con Claudio Villa, con Maria Paris, con Maria Abate, con Gallo, con Astarita, con Robertino, eccetera. E poi, dopo questa bella fortuna, ho avuto il piacere di arrivare secondo, primo, insomma, terzo. Insomma, hai fatto la storia del festival, ringrazio il Signore. Sicuramente. E ti voglio fare due domande. La prima è questa: se dovessi scegliere tra tutti i tuoi colleghi e amici, diciamo, del tuo stesso mestiere, cantanti, chi ritieni che sia stato il tuo più grande amico e chi invece semplicemente un collega? Guarda, come grande amico, addirittura come fratello maggiore, ecco, io ho avuto a Roberto Murolo, perché mi ricordo che una volta io dovevo incidere, che poi l'ho incisa, e praticamente c'era una parola che diceva in coppa pianta apprettatore, sarebbe Miero la Fortunato. E allora io non capivo che cosa significasse questa apprettatore. E allora io ho chiamato a Roberto e ho detto: senti, tu sei figlio di Ernesto Murola, sei Roberto Murola, sei una persona molto preparata, sei una persona seria, sei una persona intelligente. Lui mi fa: mi fate la capa tanto. Io abitavo a via Manzoni, a 120 anni. Vieni a casa e parliamo. Andai a casa sua e che si tratta? Cioè, ti guardi, io già incidere questa canzone. È tutto bene, mi sta bene, tutto. Dice: fammi a sentire. Pigliai la chitarra e mi accompagnò. Cioè, ma quando arriva a chi sto apprettatore? Io non avevo detta sta parola, perché sai, è come per esempio uno dice una parola in inglese e tu non ne capisci. Tu non sai il senso, certo. E si ricette: Gesù, ma tu sei una persona intelligente. Apprettatore, secondo te che è? Non lo sa, soprattutto che dice: sai, quando l'uccello canta in fretta, allora loro dicono apprettatore, o poeta dice: a dove canta un uccello apprettatore, come fosse una mitraglia. È un po' col sostantivo che viene da appressa, cioè veloce, apprettatore, e presse, insomma. E così, insomma, io lo ringraziai e lui mi disse: guarda, io ti voglio bene perché tu sei uno che veramente trase nel buco della canzone. Indubbiamente, ti deve essere dato merito di questo, sicuramente, come di tanti anche meriti hai. Adesso un'altra cosa è una curiosità, si dice in giro, vorrei che tu la confermassi questa cosa, anche se Mario Merola, tuo collega, amico, che è più grande di te in effetti d'età, è vero che deve a te la sua notorietà. Raccontiamo un po' questo fattarello. È vero. Ma questo lui l'ha raccontato un sacco di volte. Io, siccome che sono nato come cantante, diciamo così, nel 59, cioè il cantante sai come stabilisce la sua carriera? Dal 59 io ho fatto il primo disco che si chiamava Sicila Sam, ed ha avuto un grande successo, e da quel momento lì io conto la mia carriera artistica, perché se vado a contare la mia carriera dobbiamo incominciare dal 1954. È chiaro? Perché ho fatto nel 56 un concorso a Bari di voci nuove, nel 54 mi sono presentato al mio paese facendo un altro concorso, e dunque, diciamo così, questa è la cavetta dal 54 fino al 59, che poi è uscito Sicila Sam, che poi era la signorina Valentina, sarebbe la sorella di Ferdinando Bideri, sarebbe il papà di Luciano Bideri, il papà, insomma, di Paolo Bideri. Questa signorina Valentina era la sorella di Ferdinando Bideri, proprietario dell'edizione Bideri, dove ci sono milioni di canzoni che cantano in tutto il mondo, classiche. E allora che cosa è successo? È successo che io mi sono messo a un posto e ho detto: senti Mario, ma se tu a un certo momento conti la tua vita artistica dal 59, Mario Merola l'ha dal 64. E dico, poi mi sono fatta la domanda e mi sono data la risposta. E dice sì, perché lui nel 64 ha fatto A giurare. Però prima ha fatto Sonata carcerata, che è stato il suo primo, diciamo, pezzo. E allora mo 59, 60, 61, 62, 63, 64. Dunque Mario Merola è nato come cantante 5 anni dopo di me. Come infatti lui faceva la cavetta e la festa come coppia in Murla, io non arrivavo in tempo perché dovevo chiudere la festa, e c'era questo Mario Merola che era della zona, e a un certo punto il comitato ha detto: allora non arriva Mario Treva a tempo, facciamo salire a Kiss.
e Saglietta Mari Merle e cantava come se fossimo moricoti, cantavo Sabugnare innamorato. Un suo cavallo di battaglia. Io poi mi presentai, arrivai e allora facettero cantare queste 2 o 3 canzoni a Merola, e come fatto quando Merola si sposò, volle a me al suo matrimonio in Coppa via Manzoni, là insomma si chiamava il Giardiniello eccetera, e dovetti andare a cantare anche lì eccetera eccetera, e poi siamo rimasti molto amici con lui, i figli, la moglie Rosina eccetera insomma. Bene, e andiamo avanti. Nel 67, sempre al Festival di Napoli, un'altra bella canzone. Qui c'è una curiosità nostra particolare. Casarelli Pescatore, sì, una canzone che è richiestissima, non so per quale motivo. Ti devo dire la verità, chiedono più Casarelli Pescatore che Mare Verde, per esempio. La cantavamo io e Gloria Cristian questa. È bella. Casarelli Pescatore, quella è di Enrico Buonafede, questa canzone. E Casarelli Pescatore, vedi, è una canzone molto delicata, molto bella, molto elegante, che secondo me in questa epoca qua non era giusta questo testo, perché già stava incominciando a girare faccia, insomma, il pubblico a queste canzoni molto delicate. Era più una canzone, diciamo, del tipo Muro degli anni 30, diciamo, di Muro Papà, diciamo. Ancora quei quadri. Come infatti io poi cantavo una canzone con Claudio Villi che si chiamava Punti Lampare, che questa qui anche parlava del mare, di queste fatte qua, insomma, eccetera. Però sai, l'accoppiamento con Claudio Villa non era molto facile averlo, e quando lui ha detto va bene, allora io canterò questa canzone con Mario Trevi, che sarebbe Punti Lampare, che l'abbiamo cantata poi al Festival di Napoli e siamo arrivati quarto con questo pezzo, però allora c'era il primo, secondo e terzo posto, il quarto non valeva più, stava tra i finalisti, diciamo, veniva citato. Mario, ovviamente approfitto di te anche per chiederti cose di altri artisti. Il grande Nino Taranto, che persona era? Proprio come persona, come uomo, ecco. Ma Nino Taranto, mi ricordo quando avevo fatto il festival, insomma, come si chiama, la villa che sta al Vomero, la Floridiana, sì, ecco, c'è il Festival di Napoli. E lui cantava Matusa, e allora a un certo momento io lo guardai, certi commentatori, perché lui mi voleva bene, lui aveva una casa al villaggio Coppola, che io andavo quasi ogni 15 giorni a casa sua, alla sua parola quando arrivavo, voglio. Bel personaggio. C'era sempre il suo fratello Carlo, e allora certi commentatori, ma sta canzone, insomma, tu, insomma, lui simpaticamente, ma tu te ne vuoi io o no? Era un simpaticone, insomma. Mario, molti dicono che invece Sergio Bruno era scontroso, è vero? Vedi, Sergio Bruni, per l'amor di Dio, un grande artista, perché no, insomma, però aveva un suo carattere molto particolare. Era spigoloso, Sì, era non scostante, no. Lui era un uomo che non era facile a dire a lui vuoi venire o ti vengo a prendere, andiamo a prendere un caffè. No, non era possibile. E poi aveva per me era un grande difetto. Oggi è diventata di moda la parola maestro, siamo tutti maestri, no? Sì. Se tu non lo chiamavi maestro, lui si arrabbiava. E quindi, ma anche ai colleghi stessi? Sì. Quindi tu dovevi chiamarlo maestro? Vabbè, però nulla si può togliere ad un artista così grande, certamente. Aveva le sue idee. Ascoltiamo Casarelli Pescatore. Casarelli Pescatore, consumata all'acqua e mare, a bruciare solo d'ore, sta inserrato, ma perché? L'onna viene la dimanda, l'onnamella dice lo stesso, sembra solita risposta, ma patrone, ma chi sa, che l'aspettava ricamandatela, quando la paranza mia evocava fuori, ma se ne chiude e sono rimasto solo,
basta tu cuore una lampara. Casarelle pescatore, consumata all'acqua e mare, abbruciate solo d'oro, sta inserrata, ma perché? Io sto pensando a ritorno chissà, e la speranza mi dice sta qua. Aspettava riga mannatele, quando paranza mia evocava fuori, ma sono io da solo rimasto solo, nulla bastava come una lampara. Casarelle pescatore, consumata all'acqua e mare, abbruciate solo d'oro, sta inserrata, ma perché? Casarelle pescatore, State ascoltando Osalotti Ronnandonia. Nel 68 ancora festival con Lacrima, canzone finalista, Questa la altro cantavamo interprete io e Mario Mario Abate, Abate, sì. ecco, anche questa in finale, anche questa molto Sì, bella. sì. Ma il grande successo arriva nel 69 con Cara Buciarda, questa è un'altra Bellissima. canzone molto Questa bella. la cantavamo io e Fiore. Ecco, prima di ascoltare questa canzone volevo chiederti, tu che hai girato il mondo cantando Napoli, hai toccato per mano l'apprezzamento non solo dei nostri connazionali residenti all'estero, ma di tanti che considerano la nostra canzone la canzone italiana, un tuo pensiero in merito? Di questa cosa? Ecco, cioè la canzone napoletana, che tu che hai girato Nel mondo? ecco, che cosa provi quando vai in giro per il mondo Pensi a cantare che Napoli? io sono stato dal 65 fino al 71 ogni anno puntualmente scritturato per l'America, e non facevamo solamente l'America, facevamo l'America Latina, facevamo insomma tutti gli Stati Uniti, Sì. va bene? Poi a un certo momento io mi incontravo sempre o con Claudio Villa o con Lilla Pizzi o con Achille Togliani, non so, o con Tajoli, e allora gli dissi a questo grande organizzatore che si chiamava Mario Trantino, Sì. che era un siciliano, dissi: ma scusami, ma perché tu mi metti sempre nel primo tempo di questo spettacolo? Perché lui che faceva? Metteva me in primo tempo, Sì. che cantavo 10 canzoni classiche napoletane, Sì. e le mie canzoni di festival, e poi mi trovavo nel secondo tempo Claudio Villo, Tajoli, o Nilla Pizzi, o Dorelli, o Togliani, eccetera. E lui diceva: guardi che nel teatro non ci sono solamente italiani del sud, ci sono anche italiani del nord. Allora io che faccio? Faccio un bel cocktail di italiani del sud e del nord. E questo fatto funzionava veramente alla grande. E io ho avuto il piacere di girare tutta l'America, proprio tutti gli Stati Uniti, e quelli dell'America del Sud e quelli dell'America del Nord. L'accoglienza sempre entusiastica, Sempre. Figurati che io sono stato a cantare all'Accademia di Musica di Brooklyn, al Carnegie Hall di New York, al Madison Square. Sono stato a Boston, Chicago, Montreal, e che te lo dico a fare? Insomma, per me era diventato una uno seconda slogan. casa, insomma, l'America. Beh, voglio dire, per quello che Poi tu ho girato portavi, qui anche in Europa, insomma, la Germania, la Francia, insomma, grazie a Dio ho avuto delle belle soddisfazioni. e questa è una cosa chiaramente che non scopriamo certamente adesso.
T'aggia stracciate lettere d'amore, bugiarda come te, ma chi mi può stracciare in sto cuore? Stai mani di vedere. Io voglio bene a te, cara bugiarda. Unica verità della vita mia, dammi capisci tu, imparami a dire bugie, ma torna in braccio a me. Non mi abbandonate in te ricordo, voglio morire con te. Cara bugiarda. Che resta vita senza una bugia, come sapevo dire, e un'ombra che s'abbraccia gelosia, ma non voglio soffrire. Io voglio bene a te, cara bugiarda. Mi capisci tu, imparami a dire bugie, ma torna in braccio a me. Non mi abbandonate in te ricordo, voglio morire con te, cara bugiarda, cara. Ecco, nel 1970, ultimo festival di Napoli, le tue canzoni che entrano in finale sono Ricordi innamorate, questa molto carina, la ricordo benissimo, e Malacatena, entrambe sempre insieme a Nino Fiore. Sempre avete creato un bel sì. sodalizio. E perché funzionava sto fatto, capito? Oh, a proposito di Nino Fiore, di lui se n'è quasi perso il ricordo. Ti dirò soltante cose di lui perché me le racconta la sorella che è una nostra assidua ascoltatrice. Mi sembra però comunque un'ingiustizia nei confronti di un artista mai sopra le righe, sempre serio e misurato. Sì. Vorrei che appunto tu ci ricordassi un attimino Nino Fiore. Ma guardi che Nino Fiore era veramente un bravissimo ragazzo. Io quando ho saputo che lui non c'era più mi sono dispiaciuto, addirittura ho detto perché non mi avete informato, perché era minimo fare il mio dovere andare ai funerali di Nino Fiore. Ma sai, Nino era un ragazzo così riservato, così timido, che ti faceva tenerezza nello stesso tempo. Però era un cantante veramente serio, un cantante scrupoloso, un cantante che praticamente sapeva quello che doveva fare quando si metteva in sala di incisione per registrare una canzone. Bene, ecco un ricordo dovuto e speriamo che si possa colmare anche negli iscritti, perché anche su internet hai difficoltà proprio a reperire, ti ripeto, io ho notizie, ho avuto un po' storia anche della malattia, di tutto, tramite la sorella, che mi ha raccontato affettuosamente tutto, e devo dirti, noi lo programmiamo tantissimo perché è uno di quei cantanti che magari non ha avuto un successo strepitoso, rigoroso, serio, tranquillo. Ha vinto anche un festival di Napoli con un peccatore. Un peccatore, giusto, hai ragione. Sì. Miesa piazza tu Gesù,
a dollari a d'orecchiese, ti portavi prima rosa, tu mi divi prima vase, e non sono mille sogni, ricamate gioventù, ricordi innamorati, amore mio perduto, che mi cercate a fare, oh bene mio addo sta, no, non esiste più niente per me, non è più notte né giorno perché sta voce campana non chiama più a te, ricordi innamorate, basta regna di te mani, non mi cercate la verità, che non ne tengo più. Perché sta voce campana non chiama più a te, ricordi innamorate, basta regna di te mani, non mi cercate la che non ne tengo più. Miezza piazza tu Gesù, io non ci adoro più. Avete ascoltato Osalotto e Ronnandonia. Appuntamento al prossimo ospite.